Ben collegati dal Palasimula di Sassari per questo recupero della penultima giornata di Serie C Silver. Scendono in campo in casa la Pallacanestro Seniori contro l'Esperia di Cagliari. Per i padroni di casa il numero 16 Marreu, il numero 6 Matta, il numero 9 Uzzanu, il numero 8 Simone Piras e il numero 11 Andrea Ruzzu. Per gli ospiti il numero 2 Foisi, il numero 9 Floridia, il numero 10 Werlich, il numero 5 Sanna e il numero 7 Ganga. Alzata la palla a 2, subito possesso per la Pallacanestro Seniori, si alza da 3 Ruzzu, subito un errore, prova a spingere in contropiede Alessandro Werlich e ragiona la squadra ospite. Passaggio in angolo per Floridia, penetrazione sul fondo, palla ribaltata in angolo, palleggia il tiro di Werlich, palla che fa 2 giri sul ferro e poi esce. Rimbalzo premia la squadra di casa che prova a spingere con Uzzanu, scarica per Simone Piras, ribaltata la palla per la tripla piede a posto di Marreu, palla che si spegne sul primo ferro, quindi altro contropiede per l'Esperia Cagliari. Prova a attaccare ancora Floridia, decide di ragionare il playmaker cagliaritano, prova a attaccare la zona della Pallacanestro Seniori che porta i suoi frutti con il recupero di Simone Piras. Vola in contropiede a tu per tu contro il numero 5 ospite, l'ultimo tocco è della squadra di casa. Ancora 0-0 dopo un minuto di partita, con l'Esperia Cagliari che può organizzare questo attacco. Numero 5 Sanna porta il palla, cede la sfera al suo compagno numero 10, palla ribaltata dentro fuori ancora per la penetrazione del giocatore di Cagliari che scarica poi un buon pallone per il taglio al lato debole di Floridia che realizza i primi 2 punti di questa partita, con Andrea Ruzzu provare a orchestrare questa azione d'attacco. C'è la sfera a Piras che ribalta per Giuseppe Matta, decide di alzarsi dai 6,75, palla che si spegne ancora una volta sul primo ferro. Mani fredde in questo avvio per la squadra di casa, subito una tripla in transizione per Floridia, palla che decide di non entrare, quindi altro rimbalzo difensivo per la squadra di casa e ancora altro contropiede, palla che però viene sporcata al numero 5 Ludovica Sanna, parte in contropiede, cede la sfera per Fois che ribalta per una tripla a piedi a posto del numero 10 Werlich, prima tripla di giornata. Zanu chiuso nella trappola difensiva riesce a scaricare per Matta che si crea un tiro in allontanamento. La lotta rimbalzo premia Simone Piras che decide di far ragionare i suoi. Uzzano in palleggio, palla per Andrea Ruzzu, palla sotto per Matta che batte Werlich che commette anche fallo, quindi tiro libero supplementare per il giocatore di Seniori. Realizza il tiro libero aggiuntivo Giuseppe Matta, portando i suoi sul -2 dopo quasi 3 minuti di partita. Palla sporcata ma non rubata da parte di Zanu e quindi palla che viene ribaltata per Floridia che subisce il fallo del numero 16 Marreu, andrà quindi in lunetta con 2 tiri liberi. Sbaglia il primo, il classe 99 dell'Esperia, realizza il secondo a sua disposizione, aumentando quindi il suo bottino personale. Zona press dell'Esperia, passaggio rischioso da parte del numero 11 Ruzzo, riesce però a controllare la sfera Simone Piras, palla che dopo un batti e ribatti finisce tra le mani di Giuseppe Matta che non riesce però a convertire questo pallone che si spegne ancora una volta sul primo ferro. Quindi altra transizione offensiva dell'Esperia Cagliari con un tiro rifiutato da parte di Ganga che con un bel passaggio dietro schiena fa circolare il pallone che trova poi un liberissimo ancora una volta Ganga dal centro, palla che si spegne sul secondo ferro.
quindi transizione dall'altra parte per il numero 6 Matta che decide di partire in palleggio, virata finta, chiuso da due difensori dell'Esperia, tripla piede a posto per il numero 8 di casa, palla che non entra e quindi palla controllata da Ludovico Sanna. Si cedono la sfera perimetralmente i giocatori dell'Esperia, seconda bomba su due tentativi di Alessandro Werlic, grande avvio per lui. Zanu centrale per Matta, riesce a eludere l'intervento, riesce a eludere il pressing degli avversari per organizzare quindi un attacco a difesa schierata. Esce dai blocchi Zanu, prova a liberarsi in angolo, non si capiscono i due e quindi la palla finisce sul fondo e sarà rimessa dal fondo per l'Esperia. Passaggio rischioso controllato però da Werlic, palla che ritorna in angolo per il numero 7 dell'Esperia, che tutto solo sbaglia però dal mezzo angolo, contropiede con la palla che finisce tra le mani di Rusu, che viene spinto fuori dal campo, per gli arbitri non c'è niente, quindi altra transizione per la compagine cagliaritana. La palla viene ribaltata per l'esperto giocatore numero 2 Fois, classico tiro all'angolo per Floridia, percentuali basse da 2 anche per l'Esperia in questo avvio e quindi Seniori che è costretta a organizzare un attacco contro la pressione dell'Esperia. Provano a chiudere gli angoli, palla che finisce tra le mani del centro senorese che si costruisce una tripla, non entra neanche questa e quindi Werlic che prova a spingere sull'acceleratore, scarica ancora per il numero 7 Ganga, cede la sfera ancora al suo numero 10, palla centrale per Fois che non riesce però a trovare una buona linea di passaggio, ma la palla ritorna dentro, si fa trovare pronto il numero 2 cagliaritano e realizza i primi suoi 2 punti della partita, fissando il punteggio sull'11-3. Palla non viene controllata sul ribaltamento di fronte da parte del numero 8 Simone Pira, palla persa dalla pallacanestro Seniori, quindi primo time out della partita a 5 minuti e 07. Rientrano in campo le squadre dal time out, possesso per l'Esperia Cagliari, subito un fallo fischiato a centro area commesso dal numero 6 senorese Giuseppe Matta, rimessa dal lato per il numero 7 Ganga, aspetta l'uscita del suo playmaker mancino Sanna, palla che viene mossa perimetralmente. L'Esperia non cerca troppi palleggi ma vuole muovere la palla con i passaggi, infatti trova una buona linea di penetrazione Giuseppe Floridia realizzando un buon canestro e quindi Caretta commette infrazione di metà campo perdendo un altro pallone sulla buona pressione della squadra cagliaritana. Simone Piras prova a intercettare, ingenuità qua del numero 7 cagliaritano che perde il pallone. Possesso riconquistato dalla pallacanestro Seniori.
Hand off tra Simone Pilas e Andrea Russo, palla ribaltata che torna fra le mani del giocatore di Sorso. Si aspetta l'uscita di Caretta, palla che con un bel tocco arriva in angolo da Marreu, palla ancora con un bellissimo passaggio di Giuseppe Mata sotto per il numero 10 Caretta. Quindi si muove il tabellino dalla pallacanestro Sennori con una tripla aperta, la terza di serata di Alessandro Werlic, un cecchino dalla linea dei 6,75. Ha già dato dimostrazione delle sue grandi doti in questo avvio di partita. Dall'altra parte c'è un tiro dal mezzo angolo di Simone Pilas, mani freddissime per lui in questo avvio. E quindi Sanna vuole correre in contropiede, palla ribaltata per il numero 7 Ganga che si vuole far perdonare la palla persa in precedenza e prova un jumper dalla media, palla che però non viene accolta dal ferro, che Simone Pilas vuole spingere fino in fondo, non vede Caretta tutto solo, cerca di costruirsi un tiro di mano mancina, la sbaglia e quindi palla dall'altra parte per Werlic che rifiuta questa volta un'altra tripla, prova a costruirsene una in secondo luogo, palla che però viene fatta circolare magnificamente dalla squadra di Cagliari che trova un bel canestro in centro area. Marreu che cerca il taglio di Matta, per sua sfortuna non ha un controllo ottimale, quindi la palla si spegne sul fondo. Prima girandola di cambio nella partita entra il numero 12 Fois e fa il suo esordio anche il numero 3 il capitano Stefano Chessa, mentre per la formazione di casa è entrato il numero 24 Angelo Melino. È proprio Chessa a ricevere palla in questo momento, scaricare per il numero 10 Werlic che prova a sorprendere la difesa, ma è molto attento il numero 11 di casa che produce un recupero, ma Marreu perde palla e subisce anche un colpo al volto, quindi subito primi punti da parte del numero 12 Fois, con Caretta che supera la pressione degli avversari. Angelo Melino cede la sfida a Paolo Marreu, centralmente per Caretta che decide di prenderci subito una tripla per spezzare un po' il ritmo, palla che però non entra. Sfera ceduta nelle mani di Alessandro Werlic, cede per il numero 12, passaggio bellissimo da parte del capitano Chessa per Fois che prova con un paio di finte a trovare un tiro smarcato dei suoi compagni, ancora che lotta sotto canestro e fa realizzare, scintille sotto canestro fra i due. Il tiro libero aggiuntivo per il numero 2 Giovanni Fois. Pronto a fare il suo ingresso in campo anche il numero 11 Fabio Villani. Gli cede posto sul treno di gioco proprio Alessandro Werlic, autore di un grandissimo avvio. Già 11 punti per lui sui 22 della squadra. Metà bottino portato a casa dal giocatore classe 95. Marreu prova a superare la metà campo sulla pressione avversaria. Caretta non ha un buon controllo, è chiuso in un vicolo cieco, però poi viene fischiato fallo al numero 3 Chessa che cerca il pallone e colpisce il braccio dell'avversario. Fa il suo ingresso in campo anche il numero 1 Luca Tocco, il classe 2004. Uno dei 3 2004 presenti in rosa. Fa il suo esordio dopo 8 minuti dall'inizio della partita.
riprende il gioco con Caretta che rimette in campo per il suo compagno Uzzanu. Impegnato su di lui Tocco in difesa, palla che viene consegnata al numero 16 Marreu che subisce il fallo del numero 12 Fois. Quindi possibilità di un'altra rimessa in zona d'attacco per la squadra di casa. Se ne occupa anche questa volta Caretta, che rimette sempre per Uzzanu. Aspetta l'uscita di Marreu, decide però di mettersi in proprio, prova a scaricare poi all'ultimo per Melino, palla però ben letta dal numero 1 ospite, quindi altra transizione. Villani rifiuta il tiro da 3 per consegnarne uno migliore al capitano Chessa, che però pesta la linea laterale commettendo questa infrazione, quindi riconsegnando la palla alla Pancrezzo Simoni quando manca 1 minuto e 35 alla fine di questo primo quarto di gioco, dove vede l'Esperia Cagliari in vantaggio di 18 lunghezze. E mentre ha fatto il suo esordio anche il numero 0 Giordo, che rimette la sfera in questo momento in campo per Melino. Caretta prova a affrontare il numero 1 che si arresta a centro aria, poi la palla viene scaricata all'ultimo per Ali. Palla che però finisce direttamente dall'altra parte nelle mani del numero 1 Tocco, che realizza i suoi primi 2 punti con un buon palleggio restrittivo. Dall'altra parte c'è il recupero immediato del numero 9 Floridia e i 2 punti portati a referto dal numero 12 Fois. È proprio Fois che propizia un altro recupero con la collaborazione del classe 2004 Tocco, realizza 4 punti consecutivi, riesce a superare la metà campo la pallacanestro Signori adesso con il tiro dalla media di Giordo, che però diventa un assist per il numero 23 Ali, che realizza da sotto, palla che ritorna tra le mani di Floridia, cede fuori per Fois, ancora grande palla sotto, Ali riesce a intercettargliela ma gliela ruba Fois, che però viene fermato da un'infrazione, secondo l'arbitro l'ha colpita col piede, quindi possesso pallacanestro Signori. Simone Pilas rapidamente supera l'intervento degli avversari e decide di attaccare da solo, però palla che torna tra le mani di Ali, recupera il rimbalzo e va a segnare subendo il fallo della difesa, quindi potenziale gioco da 3 punti per il numero 23 sennorese. Buon impatto per lui, 4 punti consecutivi. E realizza anche il tiro libero, portando a 5 i suoi punti. Buon impatto per Ali in questa partita. Quindi attacco a difesa schierata per l'Esperia con Villani che viene lasciato colpevolmente tutto solo. Palla che però non entra, l'ultimo tocco è della squadra di casa, quindi rimessa dal fondo per il numero 1 Tocco, che aspetta il movimento dei suoi compagni. Palla ricevuta immediatamente dal numero 11 Villani, che costruisce una buona tripla per Giuseppe Floridia, ma la palla ritorna fra le mani proprio di Villani, che questa volta si fa trovare pronto e manda a referto la bomba. E finisce qua il primo quarto di gioco, dove vede l'Esperia Cagliari condurre in casa della Pallacanestro Signori per 32-10. Impatto terrificante del numero 10 Werlich, 11 punti nei primi 5 minuti di partita, 3 su 3 dall'arco.
riprendono posto in campo le squadre per questo inizio del secondo quarto. La pallacanestro Sienoli costretta già a rincorrere 22 lunghezze. Possesso per l'Esperia con Villani che cerca il passaggio sotto per Chessa. Ben letto per il passaggio al numero 12 Fois, che però viene stoppato, e Fois che non schiaccia una prima volta ma schiaccia una seconda. Quindi Ruzzu che vuole gestire il pallone. Possesso per Caretta, cerca un tiro da 3 che non prende neanche il ferro, e quindi possesso dall'altra parte per l'Esperia con Chessa. C'è della sfera proprio per il suo numero 11 Villani, ben contenuto dal numero 11 Ruzzu. Gli viene fischiato poi fallo in un secondo momento dall'arbitro. Punito il giocatore ex Sant'Orsola, quindi rimessa ancora in zona d'attacco per la compagine ospite, con Chessa che chiama l'uscita di Fois, fronteggia, scarico per tocco, palla nel mezz'angolo per Floridia, ribalta completamente il lato per una tripla aperta da parte di Villani. Dopo il primo errore realizza 2 triple consecutive il giocatore dell'Esperia, palla alzata per Ali, fermato però da un fallo del numero 3, il capitano Chessa. Quindi possibilità di attaccare con una rimessa dal fondo per la squadra di casa. Con una palla buttata malamente da parte dei giocatori di Sienoli, non si capiscono i giocatori in campo, e quindi palla persa sanguinosa e possesso che torna tra le mani dell'Esperia, ribaltata sempre per il classe 2004 Tocco, che viene però, palla che viene però ben letta da Simone Piras, possibilità di contropiede ma si rintana subito la squadra cagliaritana in difesa e chiude già tutte le linee di penetrazione. Caretta sbaglia un passaggio semplice nell'angolo, intercettato da Fois e contropiede da parte di Giuseppe Floridia, che con un bel gioco di piedi riesce a segnare da vicino. Quindi Simone Piras vuole attaccare, vuole fare tutto da solo, si sbatte contro il muro della difesa, e intanto il capitano si lamenta. Ritorna in attacco, prende posizione, palla che arriva nell'angolo per Tocco, palla che scheggia malapena al ferro, e quindi il rimbalzo controllato da Simone Piras. E Andrea Ruzzu che vuole imbastire un'altra azione offensiva. Caretta libero da 3, rifiuta, palla che prova a tornare in angolo per Uzzano, e c'era però già su quella linea di passaggio Villani, la palla viene sporcata, ma l'ultimo tocco del numero 9 Uzzano, e quindi altra palla persa e rimessa in favore dell'Esperia Cagliari. Con Chessa che fa girare il pallone, palla che esce in angolo per Tocco, subito palla dentro per Floridia, che va a realizzare altri 2 punti da vicino. Simone Piras chiama il blocco di Matta, lo ignora e prende una tripla da 7,5 metri. La palla si spegne sul primo ferro, quindi Ruzzu che può costruirsi un'altra tripla in transizione, palla che però non entra. C'è Simone Piras a controllare il rimbalzo e segnare, dopo che Uzzano ha tenuto vivo il possesso. Prova una mini pressione la pallacanestro Sienoli, con Chessa che vuole far girare il pallone, Fois che spazza via Piras, che commette fallo per gli arbitri, quindi rimessa per la squadra cagliaritana. Ancora il classe 2004 Tocco che cede la sfera per una tripla apertissima di Villani,
tripla neanche contestata, i giocatori dell'Esperia puniscono da 3. Puniscono, lo hanno fatto vedere l'andata, lo hanno fatto vedere tutto il campionato. Pericolosissimi dall'arco, così come da dentro l'area. Uzzano prova a intrufolarsi fra le maglie ospiti e trova un pertugio per segnare i primi 2 punti della sua partita. Chessa cerca un passaggio schiacciato a terra per Tocco, che in un modo o nell'altro controlla la sfera e Fois ribalta per Floridia, che si calpesta i piedi con Villani, si spazia nei giocatori dell'Esperia. Floridia ancora una volta vuole sfondare sino in fondo, questa volta subisce il fallo di Giuseppe Matta. Quindi 2 tiri liberi per il giocatore ex Generugi. Che con tanta sfortuna sbaglia il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Fois 1, 2 volte, alla seconda realizza scintille fra i due. Viene richiamato in panchina il numero 6 Matta. Marreu che ribalta la palla per Ruzzu, chiama il blocco del numero 23 Ali, però decide di partire dall'altro lato. Simone Piras, un tiro aperto rifiutato, ben contenuto dal numero 8 ospite, che ha fatto il suo ingresso sul parquet. Poi la palla che arriva tra le mani di Marreu, tripla aperta, la palla che non entra, rimbalzo offensivo di Uzzano, preghiera da parte di Simone Piras che non va a bersaglio. Ha fatto il suo ingresso in campo, come dicevo prima, il numero 8 tra le fila dell'Esperia Cagliari, il classe 2004 Lorenzo Ciulli. Ne palla fuori per il neoentrato Ciulli, che ribalta per la tripla di Villani, la quinta di serata, palla che però non entra, e quindi possibilità di contropiede spezzato dal numero 1 Tocco. Tutto il quintetto dell'Esperia Cagliari è seduto in panchina, a dimostrazione della profondità di rosa di questa squadra. Punteggio che recita 46-14 per l'Esperia Cagliari. Quando siamo giunti alla metà di questo secondo quarto di gioco, con isolamento nel mezzo angolo da parte di Uzzano, che ribalta la palla per Marreu, prova a partire verso il fondo, poi si lo contiene. L'ultimo tocco è proprio di Paolo Marreu, che va a rialzare l'arbitro, che va a rialzare il suo avversario. Adesso rientra in campo il numero 24 Angelo Melino, si risiede in panchina il classe 97 Marreu, mentre ha fatto il suo ritorno in campo il numero 5 Ludovico Sanna, che riceve palla in questo momento, la cede per il numero 8, rifiuta la tripla per costruirne una migliore per Fois, che però pesta la linea laterale, anzi no, commette infrazione di passi. Esordisce anche il classe 2004 Oliva. Quindi Uzzano a portare palla, marcato proprio dal neoentrato numero 29. Palla che finisce tra le mani di Andrea Ruzzi, si aspetta l'uscita di Melino, che decide di partire ma cede poi la sfera ancora esternamente per Andrea Ruzzi. Costruiscono una buona tripla i due giocatori, la palla ritorna tra le mani di Simone Piras, che subisce
un fallo da parte del numero 12 Fois. Il suo secondo fallo, si riaccomoda in panchina, rientra il migliore del primo tempo, il numero 10 Alessandro Werlic e anche il numero 7 Piero Ganga, scusate. Porto sul secondo ferro, porto sul primo ferro, il secondo tiro libero. Quindi possibilità di organizzare l'attacco contro la zona per l'Esperia Cagliari con Werlic che trova in angolo il numero 29 Oliva. Gli ritorna la sfera fra le mani e quindi è costretto a inventare dal palleggio. Grande ball handling, scarico per il numero 8 che si arresta da 3 punti, palla che si spende sul primo ferro e quindi prova a accelerare un po' i ritmi la pallacanestro Senori con Angelo Melino che circumnaviga l'area, scarica poi esternamente ancora per il numero 9 Uzzano, prova a crearsi da qualcosa dal palleggio Andrea Ruzzo, non riesce però a trovare il pertugio. Uzzano vuole andare sino in fondo e subisce il fallo del numero 29 Ospite che lo manda in lunetta con 2 tiri liberi. Zero su 2 per il giocatore ex Sef Torres che ha avuto grandi problemi dalla lunetta in questa stagione. Dimostrazione a questi 2 tiri liberi. Quindi Werlic con la palla fra le mani decide di non attaccare ma di guardare il posizionamento dei suoi compagni, palla che però viene rubata da Andrea Ruzzu ma non si scatena il contropiede perché la difesa cagliaritana è brava a rientrare subito, perde il controllo del pallone Ruzzu ma in un modo o nell'altro riesce a riconquistarla Uzzanu che non trova un buon angolo senza tabellone, la palla fa un giro sul ferro ed esce e quindi Ludovico Sanna che decide di partire, si mette in proprio, alza la parabola e con l'aiuto del tabellone realizza i suoi primi 2 punti di questa partita e c'è un altro time out. 3 minuti alla fine del secondo quarto di gioco con l'Esperia Cagliari in vantaggio sulla pallacanestro Senori per 48 lunghezze a 14. Si rientra in campo dal time out con il numero 10 Caretta che porta avanti il pallone. Zanu trova una buona linea di penetrazione, però lo scarico è ben letto al numero 10 Werlic, in classe 95 devia il pallone sul fondo permettendo una rimessa in zona d'attacco ai biancoverdi. Si aspetta l'uscita di Caretta che riceve e ribalta subito per il proprio numero 5, la palla che torna a Giuseppe Matta, non riesce però a ricevere il pallone, quindi si scatena il contropiede 4 contro 5 dall'altra con il numero 29 Oliva che crea una buona tripla aperta per Ludovico Sanna, rifiutata e quindi decide di ragionare, se la prende però
in una seconda occasione, la palla che non entra, l'ultimo tocco è del classe 2004 dell'Esperia Cagliari. Quintetto formato da due 2004, guidati dai tre esperti dell'Esperia Cagliari in questo momento in campo. Ed è pronto a fare il suo esordio anche l'ultimo 2004 della squadra, il numero 18, con Giuseppe Mata che in svittamento realizza 2 punti a centro area. Oliva ribalta al lato per Ludovico Sanna, palla che cerca al centro dell'area Alessandro Werlici, ben letta dalla difesa bianco-verde, la partenza viziata del numero 10 Caretta che pesta la linea laterale. E quindi entra in campo anche l'altro 2004, dicevamo, il numero 18 Pisano. Riceve il primo pallone di questa partita e lo scarica subito per il numero 7 Ganga che però non realizza in questa occasione, quindi Caretta prova a spingere trovando il numero 30 Manca che prova a partire in palleggio, scarico poi per Caretta che si prova a intrufolare tra la difesa dell'Esperia che però si chiude bene e corre in contropiede, palla che non è controllata in modo ottimale dal classe 2004 Oliva che la riceve tra le mani del numero 5 il playmaker Sanna e costruiscono un buon tiro per il numero 29 che però è un cross al centro. L'ultimo tocco però è della pallacanestro Sennori. Un Ludovico Sanna che trova liberissimo il numero 18 perso dalla difesa, non realizza però grande personalità a chiamare il passaggio per questo tiro libero e quindi Mata che riceve la palla, ribalta per Marreu tutto solo, libero di prendersi questa tripla finalmente a bersaglio, la prima per il prodotto di Sorso. Viene fischiato fallo in attacco questa volta. All'Esperia Cagliari, credo sia il primo fallo del numero 7. Ed è proprio il numero 16 Marreva a portare palla e aspettare l'uscita di Uzzano che riceve palla nonostante la buona difesa dell'Esperia Cagliari, ma il rimbalzo premia Giuseppe Mata che anche in questo caso non ha un buon angolo e quindi la palla senza l'aiuto del tabellone non entra e Uzzano spende fallo sul numero 5 Sanna, lasciando solo 2 secondi prima della chiusura di questo primo tempo di gioco. Forse esordio il numero 7 Scanu per questi ultimi 2 secondi. Si posiziona al centro della difesa, esce fuori Ganga per una tripla che però non colpisce neanche il ferro e si conclude così il primo tempo di gioco con l'Esperia Cagliari avanti nel punteggio per 48-19 nei confronti della pallacanestro Sennori.
Ricomincia il terzo quarto di gioco con la pallacanestro signori possesso palla. Scarico sotto per il numero 6 Matta, fermato irregolarmente dal numero 10 Werlich, e quindi possibilità di convertire a cronometro fermo il giocatore senorese, con il coach Gabriele Piras che chiama pressione dopo i 2 tiri liberi, col primo errore però. Il secondo che sbatte sul primo ferro e poi entra, e quindi prova a allungare la difesa la pallacanestro senior, palla che però supera la metà campo in modo agevole per le Spedi, e quindi Ganga che rifiuta un tiro, ribalta per un tiro aperto del numero 18 che però commette infrazione di passi, seconda fischiata dall'arbitro, sempre dalle partenze negli angoli. Giusto a portare palla e aspettare l'uscita di Uzzano, che però è ben contenuto al numero 10 Werlich. Uzzano e Ruzzu quindi decide di mettersi in proprio e subisce il fallo del numero 18 Davide Pisanu. Palla che viene rimessa in gioco con il numero 6 Mata che si libera del numero 2 Gianmarco Fois e prova ad attaccarlo 1 contro 1. Viene fischiata però infrazione di passi al numero 6 senorese, e quindi possibilità di un altro attacco per l'Esperia Cagliari. Con Sanna che cede la sfera a Gianmarco Fois, che subisce però fallo prima del canestro, e quindi rimessa dal lato. Con Sanna che sale per creare un passaggio migliore, scaricata fuori per Fois, ribalta ancora il lato. Tanti passaggi per attaccare questa difesa a zona per l'Esperia, ormai tutta la partita a zona, la squadra di casa che oggi gioca qua a Sassari al Palaluca Simula, e quindi Ruzzu già dall'altra parte, scarico fuori per Mata che dopo un palleggio decide di arrestarsi da 3 punti mettendo la seconda tripla di serata per lui, facendo un piccolo parziale la squadra ospite, la squadra di casa, scusate, con gli ospiti che provano ad attaccare ma si intrufola. Poi fallo del numero 2 Fois, che ha qualche storia attesa sotto canestro. Una palla che premia, la freccia che premia la squadra ospite dopo un insolito errore da 3 punti del numero 10 Werlich. Controlla il rimbalzo e segna 2 punti, quindi Marreu che ha la possibilità di attaccare adesso la pallacanestro Signori sotto di 27 lunghezze. La tripla era anche entrata per Andrea Ruzzo, ma viene fischiato fallo prima al numero 9 Uzzano. Più Uzzano riceve palla, pressato da Ludovico Sanna, sfrutta il blocco del numero 6 Matta, decide di arrestarsi, scarico fuori per la tripla a piedi a posto di Simone Piras, lotta a rimbalzo che premia il numero 2 Gianmarco Fois, fallo fischiata a Giuseppe Matta. Ritorna in difesa perplesso, palla che arriva subito tra le mani di Werlich che rifiuta questa bomba per
consegnarne una migliore al numero 18 Pisanu, che però non converte, quindi palla dall'altra parte per Ruzzu, che cede per Simone Pila su una finta, grande uso del perno, chiede un fallo Simone Pila, se non aveva tutti i torti, ma l'arbitro non è dello stesso parere, e quindi Sanna che decide di abbassare il ritmo, non ha alcuna fretta. Ravvedono un tocco gli arbitri, quindi rimesso dal fondo per l'Esperia, si appresta a batterla il numero 5 Sanna, anche lui ex Generugi. Palla viene ceduta fuori ad Andrea Ruzzu, che decide di mettersi proprio in palleggio, ancora palla per Uzzanu che prova ad attaccare di mano sinistra, cede palla fuori per Andrea Ruzzu, che questa volta non sbaglia e segna la sua prima tripla di serata con il suo marchio di fabbrica, avvicinando a piccoli passi suoi, palla che arriva sotto per il numero 2 Gianmarco Fois, che finta il passaggio, torna fuori a Ludovico Sanna, ben contenuto da Ruzzu, mancano pochi secondi alla fine dell'azione, palla che arriva nell'angolo per il tiro a posto, long two di Giuseppe Floridia, dopo una buona difesa di squadra dalla pallacanestro Senneri, punita dalle grandi doti di tiratore del numero 9, come detto ex Generugi. Provano a stringere ancora di più le maglie in difesa i giocatori di Cagliari, viene fischiato fallo al numero 7 Ganga, che si accomoda. In panchina ritorna in campo il numero 11 Villani. Con Uzzanu che riceve palla, marcato da Werlich, Ali che è tornato sul campo, gli piazza un blocco e poi si fa vedere al centro dell'area, la palla però arriva nell'angolo a Paolo Marreu, che pesta l'ennesima infrazione di questa partita. E quindi possibilità di attaccare la difesa schierata per l'Esperia Cagliari, con la palla che finisce tra le mani del numero 11 Villani, spinta a rimbalzo del numero 9 Uzzanu, fallo subito dal numero 2 Fois. È proprio il numero 2 Fois che si fa vedere al centro dell'area, palla che però non finisce il canestro, quindi possibilità di un altro attacco per la pallacanestro Sennori, con Ali che riceve palla dopo una buona posizione sotto canestro e subisce fallo. E Andrea Lunetta con 2 tiri liberi, buon impatto al numero 23 bianco-verde. Realizza il primo il numero 23, portando a 6 i suoi punti. Realizza anche il secondo, portando i suoi a 28, con Alessandro Werlich che non ha particolari problemi a restarsi al centro dell'area e realizzare 2 punti. Quindi Caretta decide di mettersi in proprio, vuole attaccare, si ferma, vuole uscire dalle difficoltà di centro area, quindi palla fuori per Marreu che aspetta il blocco di Ali, palla che viene fatta arrivare sotto proprio per il numero 23 lì, però ben intercettata dalla difesa, e palla che viene fatta girare, una magnifica transizione. Floridia si fa trovare pronto, subisce il fallo.
e realizza il canestro, quindi possibilità di gioco da 3 punti. E realizza anche il tiro libero aggiuntivo Giuseppe Floridia. Marreu che esce dai blocchi, aspetta proprio il blocco di Ali che combatte sotto canestro, con Melino che fa girare la palla per Andrea Ruzzi, contenuto molto bene in difesa, con Marreu che cede la sfera a Caretta che si inventa un tiro, palla che però colpisce la parte alta del tabellone. E quindi possesso Esperia a meno di 5 minuti dalla fine del terzo quarto di gioco, con Sanna che cede la sfera proprio a Werlich, poi la ribaltata per Villani, buon ribaltamento di Floridia che non aveva praticamente visuale per fare quel passaggio e Villani lo ringrazia per il buon passaggio perché manda all'effetto la tripla. Quindi Uzzanu che vuole mettersi in proprio, buon ball handling, subisce poi il fallo del numero 5 Sanna. Ritornano in campo il numero 3 il capitano Chessa e il numero 12 Manuel Fois. Realizza il primo Uzzanu, sbloccandosi anche a cronometro fermo. Sbaglia il secondo. Il punteggio rimane fermo sul 60-29, palla che viene fatta girare con grande velocità da parte dell'Esperia Cagliari. Si cerca ancora una volta libero dal lato opposto Villani, questa volta però la tripla fa un giro sul ferro ed esce, il rimbalzo premia il numero 12 Manuel Fois che fa sempre la voce grossa a rimbalzo e andrà in lunetta con 2 tiri liberi, bonus raggiunto da parte di entrambe le squadre. Sbaglia il primo Fois, converte però il secondo. Staffetta tra Ruzzo e Piras che rientra in campo. Ricordiamo 2 pesanti assenze oggi per la pallacanestro senior, il capitano Enrico Merella e il numero 3 Marco Piras, entrambi assenti, assenze molto importanti e pesanti per la squadra di casa. Palla che arriva fuori per la tripla, piede a posto di Caretta, la palla che però colpisce il primo ferro e si spegne sul tabellone. Quindi ancora Sanna che non si è preso molti tiri oggi ma ha fatto girare la squadra. Proprio adesso però se ne prende uno mandandolo a referto. Quindi ha reagito l'Esperia dopo il primo parziale da parte della pallacanestro seniori a inizio terzo quarto. Ha risposto con le tante risorse presenti dalla panchina. Adesso mattone di Simone Piras, palla che finisce dall'altra parte. Stoppato però il numero 3, Chessa. Poi si fa vedere immediatamente dalla rimessa dal fondo, coglie impreparata la difesa di Senneri, oscillando altri 2 punti mentre è pronta a rientrare sulla sedia dei cambi il numero 1 dell'Esperia, il giovane Tocco, con Uzzanu che decide di prendersi una tripla mandandola a bersaglio, cercando di mantenere alta l'attenzione e il ritmo partita nonostante il divario fra le 2 squadre, con Villani che fa tornare la palla centralmente per Fois. Sanna, dopo non essersi preso
più di tanti tiri nei primi due quarti, manda all'efferto 2 triple consecutive. Quindi ancora Uzzanu che aspetta l'uscita di Simone Piras che riceve. È chiuso da Chessa che però allunga le mani e fa fallo. Bonus esaurito, quindi tiri liberi per il numero 8. Mentre rientrano Andrea Ruzzu e Paolo Marreu. Escono Caretta e Melino. Uno su 2 per Simone Piras, ma il rimbalzo premia la squadra di casa con un'altra tripla disponibile per Uzzanu che è sfortunato però, ma riconquista lui stesso il rimbalzo, permettendo un'altra chance in zona offensiva per la pallacanestro Seniori, con Marreu che cede la sfera per un tiro migliore per Simone Piras. La palla è girata molto bene, infatti è arrivato il canestro da mezzo angolo per Simone Piras, portando a 35 i suoi. Fois riceve palla, scarica per Floridia, fuori per Villani, palla dal lato opposto e apre veramente bene il campo la squadra di Cagliari. La tripla però è sbagliata dal capitano. Uzzanu vuole spingere in contropiede con Marreu liberissimo per una tripla in transizione, palla che per sua sfortuna si spende sul primo ferro e quindi Floridia che può far ripartire i suoi. Incomprensione col numero 1 Tocco, ma la palla viene controllata dal capitano Chessa. E quindi Floridia sotto per Chessa, esternamente per Villani. Altra tripla per il numero 11 dell'Esperia Cagliari. Uzzanu prova a attaccare subito, l'errore, Villani però riesce a recuperare questo pallone e Tocco con un tiro su una gamba sola decide di alzare la parabola sull'intervento del numero 23 Ali, ma la palla si spegne sul secondo ferro e quindi proprio lì a ribaltare per Simone Piras. Nonostante il divario il ritmo è rimasto alto in questo terzo quarto. Simone Piras quindi attacca per Marreu, fuori per Uzzanu che decide di prendersi il tiro, è giusto così, non entra ma costruita bene. Quindi Floridia dall'altra parte, Eurostep contro Marreu che tiene le braccia alte e non permette il canestro all'1-9 ex Generugi. La palla ritorna fuori per Villani, secondo errore consecutivo. Floridia però si fa trovare pronto, riconquista la palla con una penetrazione verso il fondo e Tocco decide di alzarsi dal 6,75 e segnare la prima tripla di serata. 3 secondi alla fine del quarto, con Simone Piras che è costretto a prendersi un tiro e Fois deve provare un tiro a metà campo sul recupero.
riparte la partita con l'inizio di questo quarto di gioco, con l'uscita per Simone Piras contenuto dal capitano della pallacanestro Seneri. Ruzzu palla in mano, prova a attaccare il numero 11 Villani, palla che ritorna tra le mani di Melino. Con il fallo fischiato ai danni dell'Esperia Cagliari, proprio quando mancavano 3 secondi alla fine dell'azione. Messa dal fondo per Simone Piras con 14 secondi a disposizione per la squadra di casa, con Angelo Melino che vuole attaccare fino in fondo. La palla non riesce, non entra, non riesce a usare il tabellone, quindi c'è il contropiede dall'altra parte con Floridia che tenta un tiro immediato, ma il rimbalzo ritorna in possesso dell'Esperia Cagliari, quindi Simone Piras vuole ripartire, si intrufola tra le mani dell'avversario e il numero 12 Manuel Fois commette fallo. Ruzzu che sfrutta il blocco di Melino, cede la sfera a Simone Piras pressato dal capitano dell'Esperia, il numero 3 Chessa, quindi c'è time out. In campo. Marreu palla in mano, cerca l'uscita di Simone Piras che si arresta a centrale dopo una finta, prova il tiro di mano sinistra che però non va a referto. La volta rimbalzo prima ancora una volta l'Esperia Cagliari, il numero 3 Chessa vuole attaccare con Villani che scarica per tocco, e quindi Fois liberissimo per una tripla del numero 12 Mancino, che però non va a bersaglio. Si sono abbassate un po' le percentuali dell'Esperia in questa fase e Simone Piras vuole prendere subito la tripla che non gli è mai andata a bersaglio in questa partita, con 3 errori su 3 triple tentate, quindi possesso ancora dell'Esperia Cagliari che cerca di abbassare un po' il ritmo della partita. Villani questa volta non se la prende la tripla, in un secondo momento sì, e la manda a bersaglio. Tante triple per il numero 11 Villani, grande apporto dalla panchina quest'oggi, con Andrea Ruzzu che cede la sfera a Melino, cerca di dargli la palla sotto Angelo Melino, cerca di dargli palla sotto, però viene ben letta proprio dall'Esperia Cagliari che manda il contropiede
numero 1 a tocco, con l'aiuto del ferro riesce a segnare. Melino vuole partire, viene fermato però dal fallo del numero 1 a tocco. Fanno un ritorno sul parquet sia Uzzanu che Matta e anche i due classe 2004 dell'Espedia, Pisanu e Ciulli. Palla persa per la palestra Sendri e possibilità di un altro attacco per l'Espedia Cagliari, con le classi 2004 Pisanu che alza la parabola su un bel tiro sulla linea di fondo. E si iscrive così a referto anche lui, con Marreu sfidato al tiro da 3 punti, palla che però non entra, il rimbalzo controllato da Fois che guida la transizione degli ospiti, facendo la sfera a Villani che decide di spaziarsi sulla pressione di Piras, portando la palla dal lato opposto, ma buona rubata da parte di Andrea Russu che prova ad attaccare sulla linea di fondo, ma viene fermato dal fischio dell'arbitro e quindi altro time out in campo a 6 minuti e 33 dalla fine, con l'Espedia Cagliari in vantaggio per 79-35. Possesso per l'Espedia, rientro dal time out, palla mossa perimetralmente fra i 3-2004 della squadra, con il tiro sbagliato da Pisanu, ma il rimbalzo agevole del numero 12 Fois che continua a fare la voce grossa a rimbalzo. Andrea Russo a guidare la transizione, Giuseppe Matta centralmente, il solito ribaltamento per Marreu, prova a dare palla sotto ancora al centro sennorese, la palla viene ribaltata sempre perimetralmente, non entra dentro l'area, ma Simone Piras realizza un buon canestro dall'angolo. Ruzzu che sporca un altro pallone, palla che ritorna nell'angolo per Pisanu, fuori per Villani che cerca una tripla per il numero 29 Oliva. La palla si spegne sul secondo ferro, quindi Ruzzu vuole guidare la transizione, passaggio per Marreu che gli restituisce la sfera, quindi Ruzzu si ferma, vuole prendersi la tripla, palla che arriva nell'angolo per Marreu, contenuto da Fois, e quindi Ruzzu che decide di prendersi una tripla, realizzata la seconda di serata per il numero 11 della pallacanestro Scendoli. Villani che non esita e ci prende un'altra tripla, e quindi Ruzzu che decide di arrestarsi e scaricare per un
per una penetrazione di Nicolò Uzzano che subisce un duro intervento e viene mandato in lunetta. Realizza il primo Nicolò Uzzano. Realizza anche il secondo, allunga la pressione la pallacanestro Signori per questi ultimi poco meno di 5 minuti alla fine della partita. Quasi palla recuperata, ma riesce a eludere il pressing, ma Andrea Ruzzu intercetta un buon pallone. Poi spazzato via dal numero 11 Villani. Quindi palla che ritorna tra le mani di Fois che cerca un passaggio sotto per il numero 29 Oliva, palla che non viene convertita in un canestro, quindi Uzzano. Palla ribaltata per Giuseppe Matta, ancora fuori per Marreu, nell'angolo per Russo che alza un lob per Matta, prova a trovare in visione Simone Piras, ma la palla è ben letta dagli ospiti. Contropiede dall'altra, Marreu però dice di no e rispedisce al mittente questo tentativo, quindi rimessa dal fondo per l'Esperia Cagliari. Palla fuori per Ciulli che aspetta il backdoor di Oliva che però non ha un controllo ottimale, quindi perde il controllo col pallone, sarà rimessa per la pallacanestro Signori. Però Andrea Ruzzo a occuparsi della regia di questa azione. Marreu aspetta l'uscita di Piras che riceve un blocco da Giuseppe Matta, gli restituisce il pallone, Matta vicino a canestro, non ha un buon controllo, un buon tocco da vicino e la palla si spegne sul ferro e quindi Villani dall'altra parte a circolare la palla, ancora per Pisano, si sbatte contro il corpo di Uzzano, colpisce la propria gamba e possesso per la pallacanestro Signori. Rientra il numero 10 Werlich e anche il numero 1 Tocco per questi ultimi 3 minuti e 31 di partita. Quindi Ruzzu a consegnare la sfera a Uzzano, subito palla fuori per Ruzzu. Si prende una tripla in allontanamento, la terza di serata, la seconda di questo quarto. L'ultimo a mollare sicuramente Andrea Ruzzu. Palla fuori per Werlich, palla schiacciata per Ciulli che alza la parabola, palla che viene rifiutata dal ferro, Marreu che prova a spingere per un'altra azione dei suoi con Uzzano che vuole attaccare sino in fondo, palla che però non entra e quindi contropiede dall'altra, Werlich si arresta, sbaglia il tiro ma il rimbalzo premia proprio Oliva che segna un facile layup. Palla che viene fatta circolare perimetralmente per la pallacanestro Signori con Simone Piras che finalmente segna la prima tripla dopo tanti tentativi e tanti errori. Quindi c'è un altro time out in campo a 2 minuti e 26 dalla fine. Un punteggio di 83-48 per l'Esperia Cagliari. Piccolino, il piccolo parziale da parte della pallacanestro Signori in questi ultimi minuti.
Si rientra in campo dal time out per questi ultimi 2 minuti e 24. La pallacanestro Scenioli stravolge 4 quinti del quintetto, facendo entrare il numero 0 Giordo, il numero 7 Scanu, il 35 Secchi e il 30 Manca, lasciando in campo solo il numero 6 Matta. Col fallo fischiato al numero 35 Secchi, il primo della sua partita. E rimessa in zona attacco per l'Esperia Cagliari, che non ha alcuna fretta di concludere con la partita ormai in ghiaccio. Disattenzione fra i due giovani dell'Esperia, palla che però rimane in loro possesso con Oliva che è libero per un buon tiro, palla che non entra, fa la voce grossa al rimbalzo Matta, con Manca che perde il pallone, Werlich che decide di ragionare. Werlich a sfidare Giordo in 1 contro 1, palla fuori per un tiro da parte di Tocco, la palla premia proprio il numero 0 Giordo che vuole andare sino in fondo, stoppato però da Werlich, ha preteso un po' troppo il numero 0 Giordo che nel tentativo di recuperare va a commettere fallo. Ricevuta da Werlich che si arresta al centro dell'area e realizza un bellissimo canestro con l'aiuto del ferro, aumentando il proprio bottino personale. Un Giordo che va a consegnare la palla sul numero 30 Manca, che prova ad attaccare, ancora Giordo, prova a penetrare, si arresta, scarico fuori per Matta. Si chiudono le linee di passaggio e viene fischiato poi il fallo al numero 18 Pisanu, con la possibilità di andare in lunetta per il numero 6 Matta, il terzo fallo del numero 18 classe 2004. Due su 2 Giuseppe Matta, questo finale di partita, meno di un minuto alla fine, continua a pressare la pallacanestro Scenioli con Werlich che penetra e scarica, e ancora Ciulli prova un'altra penetrazione e trova liberissimo Werlich che segna 2 punti in reverse da vicino. Giordo prova a attaccare ancora una volta e realizza 2 punti Giordo, i primi della sua partita. Buona personalità, con presumibilmente l'ultima azione da parte dell'Esperia Cagliari, con una tripla piena a posto da parte di Oliva, la palla scheggia appena al ferro, rimbalzo controllato da Secchi, palla ceduta a Scanu che non ha un buon controllo. E quindi possesso Esperia che vuole congelare la palla a 10 secondi alla fine della partita, con Giordo che continua a pressarlo. Werlich ci scarica per Ciulli che alza la parabola, sbaglia, prova ancora, controlla e alla fine segna da vicino quando la partita ormai è finita. E si conclude qua questo recupero della penultima giornata di Serie C Silver col punteggio di